Siamo in diretta da dove? Da un posto che non vi aspettate. Siamo a Belluno con Nicoletta Lanzato, delegato AIS di Belluno, per una serata un po' particolare. Io leggo qui, Nicoletta, champagne in musica, solo Belluno poteva farlo. Certo, noi siamo i primi, siamo sempre all'avanguardia, abbiamo voluto fare una serata diversa dal solito, non sarà la classica degustazione canonica come siamo abituati, ma sarà più che altro una serata di festa, anche perché lo champagne, le bollicine richiamano la festa e abbiamo pensato di fare questa cosa nuova. Sono qui con i miei collaboratori. Ce li presenti? Ve li presento molto volentieri: Tiziano Nesella, responsabile degli eventi, Claudio Garna, referente della comunicazione, Gianluca Casagrande è il referente della didattica e questa sera ci aiuterà anche nel servizio. E poi abbiamo i nostri relatori, i due alfieri di AIS Veneto. Fino adesso hanno provato perché questa serata è un po' impegnativa, vero Michael? Un po'... Sì, un po' no. Assolutamente no, è una serata divertente, poi siamo in diretta, quindi come viene, non è che si può cambiare, sai, succede anche a te naturalmente qualche volta. Ma viene bene, tu non toppi mai, anche l'ultima volta alla consegna dei diplomi è stato un grande successo. Grazie, è perché si era lavorato molto per prepararlo, quindi è stato un successo per quello. Bene, e naturalmente con Marco Comugnan parliamo degli champagne stasera. In 10 secondi cosa ci hai portato? Ma sono le ultime 2 ore che siamo ancora sommelier, per cui dopo non saremo più. Non saremo più. E quindi dopo questa serata non so come andrà a finire, comunque no, i champagne ci sono, è che noi non ci saremo più, però Le carriere gettate. Champagne è emozione anche quella, vedere se alla fine saremo ancora sommelier. Io credo di sì, che faremo una bellissima figura e mi auguro che questa degustazione diventi itinerante e che possa essere portata anche nelle altre delegazioni. Volete contaminare tutto Sì, AIS esatto. Veneto? Sì, Da Belluno scenderà questo vento. Esatto, da Belluno in tutto il Veneto. Naturalmente anche vuoi ricordare dove siamo questa sera? Sì, siamo al ristorante Nogherazza, che è un ristorante che si trova ai piedi del Nevegal, molto bello. Quindi stasera c'è un po' di aria fresca che sta arrivando. Sì, è un posto molto bello, sede anche dei nostri corsi. Bellissimo Molto spazio che bello, veramente sì, in sì, qualche modo anche contaminerà tutti i presenti. assolutamente. Bene, naturalmente nel corso della serata faremo qualche altro collegamento in diretta proprio per testare questa serata con Michael, Marco, Nicoletta e tutto il gruppo di lavoro. Grazie ancora.